ascoltando Controradio. FM, DAB, streaming, social, web. Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. 9 passate da 5 minuti, come annunciato abbiamo nei nostri studi, è tornato a trovarci l'assessore alla mobilità e alla sicurezza Andrea Giorgio del Comune di Firenze. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a tutti. Allora, partiamo dai titoli dei giornali di oggi. Queste 50 telecamere in tutti i quartieri, in tutta la città, un giro di vite ancora di più in termini di videosorveglianza per quanto riguarda la sicurezza? Sì, in questi ultimi 6 mesi abbiamo installato una cinquantina di telecamere nei vari quartieri della città, d'accordo con i presidenti di quartiere, avendo ascoltato le richieste della cittadinanza, dei comitati di controllo di vicinato, delle forze dell'ordine, e abbiamo installato queste telecamere in punti che erano ancora scoperti. È uno strumento importante perché abbiamo scelto alcune aree all'isolotto, alcune aree sul quartiere 1 nella zona dell'ex Maggio, alcune aree intorno allo stadio, tutte zone che da tempo ci segnalavano come zone problematiche dove erano sguarnite le telecamere. È un investimento che noi portiamo avanti da anni, che permette di avere un po' più di controllo perché c'è un meccanismo di prevenzione. Le telecamere fanno deterrenza specialmente verso alcuni tipi di reati, ma soprattutto è uno strumento che ci consente e che consente alle forze dell'ordine, perché le nostre telecamere sono a disposizione di tutte le forze dell'ordine, di fare indagini a fronte di reati che vengono commessi e nella maggior parte dei casi di scoprire quali sono gli autori. Quindi per noi è un elemento importante, continueremo a farlo anche perché siamo convinti che la sicurezza si faccia in tanti modi, si faccia con il controllo, con gli agenti, ne abbiamo assunti 200, senza lasciare zone franche come per un periodo rischiavano di essere le cascine su cui siamo intervenuti con decisione, ma anche organizzando vitalità negli spazi pubblici. L'altro giorno abbiamo presentato con l'assessora Perini un progetto molto bello, Facciamo Festa, che ha preso 5 piazze problematiche della città e le riempirà per tutta l'estate di eventi, iniziative, musica, giovani, anziani, di generazioni che si incrociano e tornano a vivere lo spazio pubblico. Per noi la sicurezza si fa con tutti questi elementi, non soltanto con una parte, e siamo impegnati quotidianamente a rendere i nostri rioni più sicuri e la vita nello spazio pubblico più serena possibile per i cittadini. Citava le cascine e non è scollegato il discorso dei bus turistici che dal 1 luglio si fermeranno lì, ma ha una doppia funzione questa modifica. Che tipo di restituzione? Adesso sappiamo che è difficile un cambiamento da far digerire rispetto ad equilibri che riguardano non solo i turisti, le guide, tutto ciò che c'è intorno invece al tessuto economico, sociale, ma ribadiamo anche l'intento e soprattutto dal 1 luglio li vedremo lì fare da stallo e come arrivare poi in centro storico. Allora, noi abbiamo detto anche in campagna elettorale che avremmo voluto spostare gli autobus da Lungarno Pecori Giraldi, semplicemente perché quel contesto era diventato ingestibile. Ci ricordiamo tutti, ma basta passarci, i bus in seconda, in terza fila, a volte anche in quarta fila, nonostante un impegno quasi quotidiano della Polizia Municipale nella gestione, così come ci ricordiamo tutti queste carovane di turisti in qualunque orario invadere strade del centro storico dove, vivaddio, ancora ci sono i residenti, ci sono i servizi, ci sono le scuole. Penso ai genitori della Vittorio Veneto, quante volte ci hanno scritto per chiedere di spostare quei flussi e la difficoltà di spostarli anche trovando un accordo con le guide, perché poi è stato molto molto difficile anche fare questa discussione. Abbiamo deciso di spostarli e abbiamo anticipato un po' questa scelta, anche perché la tranvia, i cantieri della tranvia riusciamo a farli partire in anticipo su quel tratto di Lungarno. I cantieri dovrebbero partire la prima settimana di luglio e allora abbiamo deciso di individuare una zona che si prestasse a accogliere un flusso così importante, quindi una zona che avesse le dimensioni adatte a farlo, e abbiamo individuato la zona delle cascine come una zona che poteva unire sia questo intento che l'intento di rivivicizzare un po' quell'area, portandoci una nuova funzione per un periodo di tempo e provando a reimpostarla. La scelta è dettata anche dal fatto che vogliamo che i bus turistici non vadano sui viali,
perché ci sono tanti cantieri, lo sappiamo, chiediamo pazienza quotidianamente ai cittadini, stiamo realizzando la tranvia che è un'opera importantissima, ma siamo anche al lavoro per evitare che il traffico venga troppo appesantito. Spostarli alle Cascine, farli arrivare da Firenze Nord o dalla FIPL è una risposta anche a questo, oltre al fatto che si produrrà anche un circuito attorno a questo spostamento, un circuito economico, un circuito di vitalità in quell'area che è importante. Abbiamo fatto anche un incontro l'altro giorno assieme all'assessore Vicini con i residenti che erano incuriositi, volevano fare domande, volevano approfondire alcune cose, ma che generalmente non erano ostili a questo, anzi lo individuavano come forse anche un segnale importante per quell'area, e andremo avanti. Abbiamo fatto quello che ci hanno chiesto le varie realtà che abbiamo incontrato, perché noi ci siamo incontrati sia con le aziende che gestiscono questi bus turistici, che con le guide, che con le categorie economiche. Ci hanno chiesto di mantenere più punti d'arrivo, infatti abbiamo semplicemente sostituito Pecorino Giraldi con le Cascine, ma ci sono altri punti d'arrivo dei bus turistici in città. Ci hanno chiesto di mettere a disposizione servizi, e quindi avremo una ventina di bagni a disposizione dei turisti, delle guide, degli autisti al Central, aperti dalle 8:30 alle 1:30. Ci hanno chiesto di organizzare anche un servizio di autobus, e ricordo che lì ci sono anche gli autobus che portano dall'altra parte in Santa Croce. È evidente che ogni volta che si cambia qualcosa si suscitano reazioni diverse, ci sono persone che sono... Voi monitorerete anche la situazione di Santa Croce, insomma, quali potrebbero essere eventuali sofferenze, però era bene fare il punto in vista di un 1° luglio che è atteso non solo dal punto di vista del percorso dei pullman turistici, ma come abbiamo sentito, e ci sono anche tante speranze riposte in un annuncio fatto nei giorni scorsi dalla sindaca Funaro. Abbiamo parlato tante volte, Giorgio, anche qui nei nostri studi, del potenziamento del percorso e potenziamento del trasporto pubblico locale. Certo, gli autobus tutta la notte sarebbe davvero un messaggio fondamentale anche per i giovani, che sono sempre più vicini a questo tipo di trasporto. Sì, noi abbiamo detto, basta leggere il programma elettorale con cui siamo presentati alla città, che il trasporto pubblico, tranvie e autobus, sarebbero state la risposta per cambiare la nostra città e per cambiare il modo di vivere la città. Sembrava però infattibile fino a un certo punto, perché insomma sono tante di piani dal punto di vista delle risorse, certo, dell'organico. Sembra sempre infattibile finché non viene fatto. E questo è un elemento che ci dà la speranza che la politica possa cambiare anche le cose. Io lo dico tutte le volte, ho detto anche in consiglio comunale, è impossibile che a Firenze ci sia meno traffico se circolano le stesse macchine. Quindi dobbiamo diminuire le macchine che circolano per diminuire il traffico. Dobbiamo magari evitare che tutti vadano in macchina da soli, perché mi sono stato 5 minuti a prendere un caffè, mi sono passate davanti soltanto macchine con una persona sopra. Dobbiamo aumentare le persone che usano i mezzi pubblici rendendo il servizio migliore, ma dobbiamo anche aumentare le persone che usano le biciclette. Stiamo facendo tutto questo. Abbiamo iniziato quest'estate perché per la prima volta tornano i sci, gli autobus del centro storico tutta la notte, quindi tutta la notte fino a mezzanotte, con un elemento molto importante, perché prima si fermavano alle 8:30, adesso invece vanno avanti fino a mezzanotte. I bussini elettrici, che sono così, vocazione naturale di una città che è facilmente anche raggiungibile da parte a parte. Sì. Diciamo che noi vogliamo spingere offrendo un servizio. Nessuno immagina di dire ai fiorentini non usate la macchina, o di immaginarsi politiche assurde per ostacolarli. Noi vogliamo che abbiano l'alternativa, perché l'alternativa, quando è efficiente, puntuale, con mezzi che sono comodi, con tranvie che collegano tutta la città, con le piste ciclabili che ti portano dove devi andare, l'alternativa è sicuramente migliore. La macchina è il mezzo peggiore per spostarsi. Investire sul trasporto pubblico è fondamentale, perché devi costruire questa alternativa, e non soltanto per i giovani. I giovani sono una parte fondamentale, hanno già una propensione a usare il mezzo pubblico e la bicicletta molto alta e va assecondata, ma pensiamo a tutte le persone che vanno a lavoro, pensiamo agli infermieri che vanno a Careggi, alle persone che lavorano la sera nei locali o nei bar, nei ristoranti, e che non possono tornare a casa con i mezzi pubblici, quindi sono costretti anche a andarci con i mezzi propri. Ecco, costruire un trasporto pubblico efficiente e di qualità va di pari passo con diminuire il traffico in città. Un tema forte è una richiesta che è venuta da Autolinee Toscane, riguardava le corsie preferenziali, che sarebbero un elemento fondamentale. Anche su questo si lavorerà.
Stiamo già lavorando su questo, non è che si lavorerà. C'è un tavolo aperto da qualche mese con Autolinee Toscana, abbiamo fatto l'analisi delle linee, abbiamo guardato quali linee hanno più problemi. Intanto avevamo messo in piedi quel servizio di controllo con le telecamere della Polizia Municipale sulle doppie file, su chi sostava sulle fermate, su chi lasciava la macchina male e gli autobus dovevano fermare il proprio percorso, e poi abbiamo cominciato a lavorare sulle piste, sulle corsie preferenziali. È fondamentale realizzarle perché è evidente che se l'autobus sta nel traffico in mezzo alle macchine non è incentivato il suo utilizzo. Se invece l'autobus lo vedi passare accanto mentre tu sei fermo in macchina, magari 1, 2, 3 al quarto giorno dici magari domani mattina prova a prendere il mezzo. È fondamentale anche perché ci sono decine di migliaia di fiorentini che ogni giorno prendono gli autobus e cui dobbiamo restituire il favore, perché chi prende il mezzo pubblico non fa un favore soltanto a se stesso perché ha meno stress, perde meno tempo a cercare parcheggio, ma fa un favore a tutti. Bisogna che quei mezzi siano più competitivi rispetto alle macchine, anche in termini di tempi. Chiudiamo il capitolo bus con una prospettiva rispetto all'accessibilità economica. Tante agevolazioni hanno visto gli studenti con davvero una risposta importante in vista delle aperture degli anni scolastici. Farete un discorso di questo tipo anche per il prossimo autunno? Sì, stiamo facendo un'analisi importante e costruendo un progetto nuovo che superi il bonus TPL allargandolo, mantenendo il tante cose buone che ha fatto, ad esempio i 7.000 abbonamenti agli studenti a 50 euro l'anno, che sono 4 euro al mese, e le agevolazioni ai nuovi abbonati, ma vogliamo estenderlo, vogliamo aumentare i numeri di chi beneficia di queste agevolazioni e vogliamo lavorare per legarlo all'utilizzo, quindi tenendo assieme l'aspetto sociale, provando a tenere i costi più bassi possibile, ma anche quello ambientale, cioè più usi i mezzi meno li paghi. È una strategia che stiamo provando a impostare, è un lavoro che si chiuderà in queste settimane e credo ci farà essere la prima città italiana a fare un'operazione del genere, perché noi crediamo nel trasporto pubblico, vogliamo renderlo più accessibile, vogliamo renderlo più efficiente e per farlo ci serve intervenire sia sulla qualità del servizio che sull'accessibilità economica degli abbonamenti. È una logica che state applicando anche per quanto riguarda la mobilità ciclabile, il sostegno al pin bike, l'allargamento, non ci sarà più un click day, come avverrà? Noi a ottobre vogliamo scalare la dimensione del progetto Pin Bike. Pin Bike è un progetto bellissimo, siamo stati premiati al festival di Will per questo progetto, perché noi diamo fino a 30 euro al mese con un accredito sul conto corrente in questo momento a 2.800 fiorentini che si sono iscritti nella sperimentazione e che stanno utilizzando la bici per andare a scuola o al lavoro. Vogliamo allargare questo progetto, vogliamo arrivare potenzialmente a 10.000 persone coinvolte e lo faremo attraverso un'applicazione, non più attraverso gli strumenti attuali. Il progetto si chiama Pedala Firenze Ti Premia, e Firenze ti premia per quale motivo? Perché anche lì, se scegli di prendere la bicicletta, fai un favore a te stesso, perché risparmi un sacco di soldi, perché risparmi un sacco di tempo, perché è il modo più veloce per muoverti, ma fai un favore a tutti, perché non inquini, c'è meno posto occupato dalle auto, perché c'è meno traffico e quindi la città ti riconosce. Sono tutte delle indicazioni. La preferenza per una città come la nostra deve essere assolutamente per il trasporto pubblico e per la ciclabilità. È un impegno che ci siamo presi, perché se riusciamo a spostare anche soltanto una parte dei viaggi oggi fatti in macchina da persone generalmente sole dentro un'auto sul mezzo pubblico, sulle nuove tranvie che realizziamo o sulle biciclette, noi riusciremo a trasformare la nostra città e piano piano libereremo anche i fiorentini da questa schiavitù che in troppi hanno della macchina. Io utilizzo la macchina, non è che sono un fissato di quelli che non vogliono andare con la macchina. Sì, anch'io a volte sono parte del traffico, ma cerco di utilizzarla quando mi serve. Stamattina sono venuto qui in bicicletta. Ieri sono andato a piedi quando devo andare in centro. Allora, le faccio un po' di domande che stanno arrivando. Allora, una simulazione: come faccio ad andare a vedere il cinema in Piazza Pitti, no? Apriti Cinema, venendo da Campi Bisenzio? Venendo da Campi Bisenzio si può fare in tanti modi, si può prendere
la macchina da Campi Bisenzio oppure l'autobus, ma si può prendere l'autobus e arrivare a Porta Prato e poi prendere i CIC che ti portano lì, oppure si può banalmente prendere l'auto, se questo è più comodo, dipende da che ora uno rientra, e lasciare la macchina nei parcheggi di struttura, perché anche lì abbiamo fatto un accordo con Firenze Parcheggi per decongestionare il centro dalle macchine di chi pensa di poterci parcheggiare dentro, o comunque chi vuole arrivare sotto il ristorante con la propria auto, mettendo i parcheggi intorno al centro, i 4.000 parcheggi di struttura di Firenze Parcheggi, dalle 18 alle 24 e il fine settimana fino alle 2 a €1 l'ora. Prima per parcheggiare in questo orario a Santa Maria Novella o in altre zone si spendeva fino a €25, adesso si spende €5. È di fatto il prezzo di 2 coperti al ristorante. Allora, a proposito di bici, volevo fare una segnalazione, ci scrive Luca, di piste ciclabili. Ogni tanto devono essere pulite perché troppo spesso sono piene di detriti, sassi, vetri. È un'occasione anche per parlare del Biciplan. FIAB è stata nei nostri studi con il presidente Carducci, voi avete incontrato appunto l'associazione di categoria, tra virgolette. Quali prospettive ci sono per anche la manutenzione delle piste, non solo il potenziamento? Allora, il nuovo contratto con AVR sono dedicate abbastanza risorse anche sulla manutenzione delle piste, sia per quello che riguarda la pulizia delle piste che per quello che riguarda la risistemazione, e sono già partiti alcuni interventi in città da questo punto di vista. Il Biciplan cosa farà? Il Biciplan che stanno realizzando degli esperti che abbiamo affidato questo lavoro, sono le stesse persone che lo hanno fatto a Bologna, ad esempio, che è una città molto virtuosa da questo punto di vista. Definirà le priorità in termini di nuove ciclabili, connessioni tra le ciclabili attuali, interventi sulle ciclabili attuali per la messa in sicurezza, installazione di backbox e backstation nelle varie aree della città, provando a fare un'analisi sia dei dati, perché abbiamo messo a disposizione di chi sta definendo questo Biciplan i dati degli spostamenti sia di Pinbike che di Ride Movie, quindi vedere dove si muovono le persone con le biciclette per capire se lì mancano le ciclabili o meno, ma poi farà un lavoro importantissimo anche di definizione di quali sono gli attrattori, quindi hanno mappato tutta la nostra città, la città attuale, la città che si trasformerà grazie al piano operativo, e hanno definito una serie di priorità di realizzazione di piste o corsie ciclabili davvero importante. Per avere un reticolo noi abbiamo bisogno di immaginare la mobilità ciclabile con la stessa dignità della mobilità su macchina. E che le piste dialoghino tra loro, no? Non ci siano quelle interruzioni che poi portano... Che dialoghino tra loro è fondamentale, perché serve una maglia. Sarebbe come dire: faccio una strada, a un certo punto finisce e ricomincia 500 metri dopo. È una cosa inconcepibile per una strada dove vanno le macchine, deve essere inconcepibile uguale se ci devono andare le biciclette. Ma in più vogliamo anche che le piste dialoghino con i ciclisti, per cui abbiamo fatto un lavoro importantissimo con Helios per costruire la cartellonistica, perché noi oggi non sappiamo, presa una ciclabile, dove ci porta quella ciclabile. Le indicazioni non ci dicono magari che c'è una ciclabile di connessione nella strada accanto e noi andiamo dritti, magari uscendo dalla sede ciclabile protetta. Questa è una novità è una novità importante che ci permetterà di avere due dati: uno, il sapere come si fa a muoversi in sicurezza in bicicletta, dall'altro anche di fare un po' di racconto e magari metterci non soltanto la distanza ma i minuti che ci vuole, perché per andare dal quartiere 2 al quartiere 5, che sono due quartieri molto lontani, in bicicletta ci vogliono in media 20-25 minuti, in macchina ce ne vuole sempre di più, ed è una cosa che educherà anche chi usa la macchina perché pensa di metterci troppo in bicicletta, che invece ci metterebbe di meno. Abbiamo pochi minuti, delle risposte flash. Buongiorno, può chiedere gentilmente all'assessore come mai sono stati iniziati adesso i lavori al ponte all'Indiano bloccando tutta la città? In effetti ci stanno segnalando diversi disagi questa mattina. Ci saranno tanti lavori quest'estate, a un certo punto faremo anche un punto assieme alla sindaca e ne faremo una comunicazione puntuale, oltre ai comunicati che vengono mandati. E per quale motivo si concentrano durante l'estate i lavori? Banalmente perché è il periodo in cui c'è meno traffico e quindi facendoli si impatta di meno. Sul ponte all'Indiano c'è un lavoro importante per la messa in sicurezza, per le barriere di sicurezza esterne, quindi ci sarà una riduzione di carreggiata che durerà per un po', ma è un lavoro che ci aiuterà a prevenire incidenti più gravi di quelli che già accadono.
tutti i lavori che noi faremo quest'estate, penso ad esempio al lavoro molto faticoso per chi passa da quella strada su via Bolognese, sono però concentrati apposta durante l'estate, perché hanno un impatto minore, perché non ci sono le persone che vanno a scuola, perché tante persone sono fuori dalla città. È il momento migliore per farli. Aggiungo che ad esempio tutti i lavori di rifacimento degli asfalti o dei marciapiedi si fanno d'estate, perché il bitume va posato nel momento caldo, non lo si può fare quando è freddo. Insomma, è un lavoro importante, c'è un coordinamento strutturato che si occupa di questo. Ogni volta che facciamo un intervento, penso a via Bolognese, lavoriamo anche per mettere in campo le alternative, per rafforzare il trasporto pubblico, stiamo per chiudere anche tutti gli strumenti per gestire la seconda fase dei lavori in via Bolognese. È una cosa faticosa, chiediamo un po' di pazienza ai fiorentini, ma sono questi tutti giorni poi di caldo molto elevato è ancora più sono tutti interventi, sia i cantieri per la tranvia, che i cantieri per la messa in sicurezza delle strade, che i cantieri per il rifacimento delle tubazioni di publiacqua, sono tutti interventi che ci regaleranno una città più sicura, più efficiente e migliore, che avrà bisogno anche di meno manutenzione, quindi di meno cantieri in futuro. Su Ponte all'Indiano comunque il tasto è dolente, soprattutto in queste giornate appunto di caldo, come dicevamo, e si vedono gli effetti dei rallentamenti. Però allora il bonus trasporti per gli studenti, ci chiedono, sarà esteso a chi risiede nell'area metropolitana? Il bonus trasporti per gli studenti noi lo garantiamo agli studenti fiorentini, la città metropolitana, con un servizio diverso che finanzia la città metropolitana, lo fa con il bonus back, quindi lo fa per gli studenti della città metropolitana. Ovviamente i comuni dell'Interland in alcuni casi si stanno organizzando per intervenire con iniziative simili alla nostra. Noi lo facciamo con risorse del Comune di Firenze, quindi ovviamente sono risorse che spendiamo per i fiorentini. C'è un dato però diverso che riguarda gli studenti universitari, perché sono anni che grazie a un accordo tra il Comune di Firenze, la Regione Toscana e l'Università di Firenze vengono garantiti abbonamenti scontatissimi agli studenti universitari. In quel caso non serve essere residenti in città, ma vale per tutti gli studenti della città, insomma tutti gli studenti dell'Università di Firenze. Più che una domanda, una sollecitazione. Spesso in zone poco frequentate da pedoni ci sono semafori pedonali che funzionano H24 bloccando il flusso del traffico. Non sarebbe il caso di convertirli in semafori a chiamata? Ma il lavoro sui semafori viene fatto in maniera puntuale da Silfi, ed è un lavoro che sta dando i suoi frutti. Penso ad esempio alle difficoltà di gestione di alcuni nodi che sono stati via via sciolte e risolte. Ci sono le segnalazioni puntuali, le prendiamo in carico. Ovviamente bisogna tenere di conto che gli utenti, tra virgolette, più deboli della strada, i pedoni e le biciclette, hanno bisogno, in quanto utenti più deboli, di essere tutelati. Quindi dobbiamo permettere alle biciclette e ai pedoni di attraversare in sicurezza, specialmente strade di grande scorrimento. Ci sono moltissimi semafori dove ci sono delle spie, quindi dove ci sono dei sensori che guardano quante persone sono ferme e quindi allungano o diminuiscono i tempi semaforici per l'attraversamento pedonale in funzione di quanta gente c'è. Ci sono quelli a chiamata, ci sono alcuni casi in cui non sono né l'uno né l'altro, e via via li stiamo cambiando. Domanda secca, Leonardo: quando verranno fermati gli Euro 3 a benzina? Gli Euro 3 a benzina non è previsto fermarli. Ecco, quindi la risposta è secca altrettanto. Non ci scrivono sui cantieri della tranvia, quindi in qualche modo c'è una convivenza abbastanza sostenibile. Come stiamo andando avanti? Stiamo andando avanti bene, e entro una settimana poseremo anche diversi metri di binari nel centro della città, perché noi abbiamo fatto vedere la posa dei primi binari su Bagnarripoli, ma inizieranno anche nel centro della città, e quindi i fiorentini riusciranno a vedere i primi segni fattivi di una trasformazione che per ora vedono attraverso le reti dei cantieri. Stanno andando bene i lavori, al netto di tutti i problemi che ci sono, gli scavi, i reperti che vengono trovati, tutte le problematiche, ma stanno andando bene perché c'è un lavoro di squadra tra il comune, le ditte, ma anche con la regione, perché a volte interviene anche la regione,
con la soprintendenza. C'è davvero la consapevolezza che sia un'opera collettiva che fa bene. Questo cantiere in movimento movimenta anche quella che è la interconnessione tra i vari organi preposti. Aggiornamenti anche su questo a questo punto in una nuova trasmissione qui a luglio che concorderemo con l'assessore e con le vostre segnalazioni come anche spunto. Grazie all'assessore Giorgio per essere stato con noi. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Tra poco il GR di Popolare Network, rimanete sulle nostre frequenze. Stai ascoltando Controradio. FM, DAB, streaming, social, web. Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.